Su scattete su stavi protellina, canto sta terra e sciusta in Sardegna. Su scattete su stavi protellina, canto sta terra e sciusta in Sardegna. Canto sto vento e sto nega Gesù Cristo impara mai su praga terra sciusta. Rientrati i pastori coinvolti negli scontri a Civitavecchia. Molta amarezza al porto di Olbia. Aperte 2 indagini. Intervista all'assessore Prato, Regione, pronta al rilancio. Sono rientrati ad Olbia i 200 aderenti al movimento Pastori Sardi rimasti coinvolti negli scontri al porto di Civitavecchia. Nelle loro parole tutta l'amarezza per il comportamento delle forze dell'ordine. Vediamo. Amareggiati per l'azione delle forze dell'ordine e delusi dal non aver potuto manifestare le proprie ragioni davanti al Ministero dell'Agricoltura, arrabbiati e ancora più determinati perché la protesta dei pastori non si ferma con il manganello. Sono sbarcati questa mattina a Olbia i 200 simpatizzanti del movimento Pastori Sardi, coinvolti ieri negli scontri con la polizia al porto di Civitavecchia. La loro battaglia non si ferma, lo stop forzato nel piazzale dello Scalo Laziale è solo una brutta pagina di un confronto sempre più aspro. Come siamo arrivati hanno chiuso i cancelli, ci hanno rinchiuso in una sorta di gabbia per leoni, sembrava. Niente, a un certo punto la gente ha iniziato a scaldare gli animi delle persone e si è deciso di sfondare questo muro. A quel punto hanno iniziato con i manganelli, in effetti hanno ferito anche delle persone. A spintoni da come siamo scesi dalla nave, proprio non sapevamo che cosa ci stesse succedendo. Quando abbiamo capito che noi non eravamo più liberi, allora abbiamo tentato di sfondare questo cordone. Ahimè, c'è Maria che ha una frattura a un piede e così via. Pestati, donne, uomini, anziani della mia età, ragazzi, si picchiava. Una vergogna, si dovrebbero vergognare chi ci amministra sia in Sardegna che poi al governo nazionale. La prossima protesta dove? Non lo sappiamo, ma sicuramente non si ferma qua. L'amarezza per quegli episodi nelle parole del leader del movimento Pastori Sardi, Felice Floris. Eravamo segregati, eravamo prigionieri, per quale motivo dovevamo restare loro ostaggio lì? Non c'era motivo, siamo liberi cittadini, possiamo andare e pensare come vogliamo. Hanno usato violenza nei nostri confronti e noi questo non lo perdoniamo. Sulla protesta dei pastori la Procura di Civitavecchia ha aperto 2 distinte indagini. Per resistenza pubblica ufficiale e manifestazione non autorizzata sono stati iscritti nel registro degli indagati almeno 3 aderenti al movimento Pastori Sardi, ma la stessa Procura sta verificando eventuali irregolarità o abusi nel comportamento delle forze dell'ordine, come denunciato alla stampa da alcuni pastori.